È un'iniziativa pubblica portata avanti dal Polo Progressista di Agrigento, partiti e associazioni che sono indignati per quello che sta avvenendo alla luce in relazione all'ultima inchiesta giudiziaria. Si parla di fatti di corruzione, di concussione, di peculato, di pubblicativa d'asta, di associazione a delinquere, per la definizione di opere importanti per la città, a partire dalla rete idrica, un appalto da 37 milioni di euro che abbiamo scoperto è stato ritardato per manovre che c'erano per pilotare questo appalto e farlo arrivare nelle mani di imprese amiche. Questo sta assetando gli agrigentini, la nostra rete idrica attuale perde più del 58% dell'acqua immessa e se oggi gli agrigentini hanno problemi, l'acqua in alcuni quartieri arriva anche dopo 10 giorni, 2 settimane, questo è dovuto a chi purtroppo nella nostra amministrazione ha fatto di tutto per fare affari sull'acqua e non per fornire servizi efficienti ai cittadini. Noi stiamo chiedendo un consiglio comunale aperto alla città per discutere di questi temi e soprattutto per capire che la gestione dell'AICA, che è il gestore idrico agrigentino, è assolutamente inefficiente e ora con ombre di malaffare che sono assolutamente intollerabili.